Pronto? Dimmi. Sì, io ho sentito. Niente, i cacava via testa del signor Rioba, sì. Gli ha staccata. Ma come dove chi ha messa? Cosa ti senti dire? E cosa che ne so mi? Non faccio mica gente, sa mi. Eh, non so dove chi ha messa. Gli ha fatta sparire. Ti attoccavi sempre perché c'era il tuo portafortuna? Beh, non ti eri l'unico. Mm. Niente, mi auguro che chi che ha fatto questo vandaismo, a me non mi pare un vandaismo questo. Ma te pare, una volta fare i vandaismi c'era andare a suonare i campanelli e scampar via. Adesso le persone si è un po' confuso e fa be altro come vandaismi. I spaccan anche le vetrine del bar vicin. Mm. Ecco appunto. Speriamo che sta persona si redima un poco e che magari faccia trovare anche una etera anonima, una telefonata, ma che manco il diga dove che l'ha buttata. Non penso che sia tegna in casa, no? Cosa se ne fa? Cosa fa? Ti è in casa e statua, non fa entrare più nessuno? Perché qualche duni la vedaria. Non si tocca ste robe. Bisogna avere rispetto e cultura. Ecco quello che manca. L'informazione e la cultura. Siamo pieni di internet, è pieno di tutto, pieni di tutto, ma che c'è poco rispetto per i valori veri. Mm. Va bene, speriamo che la faccia ritrovare. Cosa ti vuol fare? E che al manco e testa possa ritornare al suo posto. Eh sì, resta un colpo basso, se è una roba brutta sta qua. Chissà chi faccia in modo di farla ritrovare, chi manda dei messaggi, chi invita sta persona a dirgli dove che l'ha buttata, magari l'ha buttata in un canale e può andarla a tirare su. Eh. Non si può fare una coppia, qua è a coppia, è a coppia, e a coppia si può fare delle foto tue, un po' di bessa, ma no della statua di roba. Eh. Anche se ti metti una roba rifatta non sei più quella che c'era prima. Te saluto? Sì, ci vediamo dopo, ciao. È a coppia. No, è coppia, è l'originale che ha da ritornare a. Bisogna che queste persone che ha messo le mani se mettano a mano sua coscienza e che restituissa alla città di Venezia questa parte di statua che tutti i veneziani accarezzava, toccava quando chi passava di là. Non è possibile vedere certe robe. Una vergogna. Davvero disgustoso.